scontata questa sentenza del giudice, perché ci sono state tantissime udienze preliminari e praticamente quando abbiamo avuto risposta veramente abbiamo detto sì, ora ce la possiamo fare, possiamo sperare in una giustizia, perché pensiamo che quello che hanno fatto devono pagare di quello che hanno fatto, in tutti i sensi, perché hanno veramente sfregiato un territorio, sia dal punto di vista appunto dell'ambiente e tutta la salute di queste 350.000 persone. Veramente è stata una cosa talmente grande, infatti questo processo ha riunito 2 filoni di inchiesta in un unico maxi processo. È stato questo che è diventato lungo per pronunciarsi, insomma. Praticamente i capi d'accusa sono disastro innominato, avvelenamento delle acque, inquinamento ambientale e bancarotta fraudolenta. E il giudice ha accolto tutti quanto i capi d'accusa e anche tutti i 15 imputati sono stati rinviati a giudizio. Quindi adesso la strada è in salita, ma è una grandissima conquista essere arrivati fino a qui, perché comunque è un reato, appunto un maxi reato, sarà penso dicono che sarà il processo più grande mai svolto in Italia per reato ambientale, per numero di parti civili coinvolte, che sono più di 220, solo 100 sono le mamme non pass, circa, ci sono anche dipendenti mitteni e tantissime istituzioni come parte civile. E praticamente questo processo si svolgerà in corte d'assise, quindi non più in una situazione dove ci sono ben 8 giudici, 2 togati e 6 di giuria popolare che verrà scelta. Anche questo ci dà più speranza, insomma, un processo che si svolge in questa maniera, insomma, personalmente ci dà speranza. Dopo abbiamo tantissimo materiale che proviene ormai da tutto il mondo, con tantissimi ormai precedenti in giro per il mondo di cause. C'è quella famosissima vinta dall'avvocato Billock in America, ancora 15 anni fa, dove veramente hanno avuto risarcimenti milionari i cittadini americani. E tanto per dare